Benvenuti amici scacchisti in questa nuova puntata del Missione Obiettivo 1000 punti. Siamo qui con Stefano che continua la sua scalata Tu- scacchistica e come sta andando Ste? È un'arrampicata sugli specchi. Allora, l'altra volta quando hai finito hai detto, secondo me in 5 puntate ce la facciamo. Ho detto, mamma mia, 5 puntate, dovevano essere 3 all'inizio. E infatti poi mi sono subito messo a fare delle partite e ho detto, no, adesso lo smentisco. Invece mi sa che hai ragione tu, 5 puntate. Allora, ho fatto tante partite, da 1 milione di partite, ma Ok. in cui non mi ci rivedo, non mi rispecchio, non te le ho neanche mandate perché le giocavo come si giocano dei videogiochi. Quelle vinte e quelle perse, Sì, 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 sì. no. Te ne ho mandata solo una perché lì ero Concentrato. proprio sì. E allora la vediamo stravolentieri. Che ho perso, Condivido. fra l'altro, mi sa, però insomma, almeno No, ero no, concentrato. l'importante. Magari ci possono essere anche veramente partite belle ma perse, Eh, quindi. Vediamo, di 4, di 5, io non vedo. C4 e Ah, ok, 6. adesso vedo. Ok, vedi, ok. Cavallo C3, fiere B4, A3, fiere per C3. Ok, dopo ti suggerisco un impianto da utilizzare contro l'apertura di donna da memorizzare, così fai una bella foto e Mm. giochi tranquillo. Ottimo, che bravo, hai visto subito l'inchiodatura, quindi poi bisogna capire che probabilmente la donna uscirà di qui, perché se esce di qui sei sempre sotto inchiodatura. Ok, ottimo, 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 ottimo. Bravo, bravo, sei schiodato, ottimo. Ok. Mamma mia, le spinte di Christian si, No, diventa silenzioso con le spinte. Qui mi sa stavo. che. No, qui ho sbagliato proprio a calcolare. Esatto, era esatto, stavo Eh, calcolando. Ma ora lui ha più uno. Ma sai che quasi quasi questa ha senso? Questo sacrificio di qualità, perché gli rompi la struttura pedonale. A parte che te lo prendi quel pedone, quindi è in realtà un 5 punti per 4 punti, dove però. Vediamo se il motore la suggerisce, perché secondo me ha molto potenziale questa. Linee? Torre per E5, prima scelta del motore. Perché a questo se non lo togli da qui ti romperà le scatole a vita. Come io lo togli da lì? Sì, devi giocare probabilmente cavolo di set. Ma questa secondo me ha molto potenziale perché questa roba non è bella. A parte che questo te lo riprendi, hai subito un attacco qui, questo è debole, questo cadrà. C5 cadrà perché è doppiato ed è lì nella tua metà campo. Quello non può non cadere. So, giochi già cavallo di 7 e un attacco. Donna e 7 sono due attacchi. Quindi sì, per questo funziona, però non era facile da vedere, questo sacrificione di qualità, cioè, quindi. io avevo calcolato che avevo più pezzi in attacco che i suoi in Sì. difesa, solo che non No, ho no, pensato al hai fatto che, ragione. che c'era la qualità in mezzo. Bravissimo, bravissimo. Sì, noi hai ragione, noi abbiamo sempre fatto il calcolo numerico, in realtà c'è anche un calcolo qualitativo che purtroppo di questi tuoi pezzi uno è la regina e l'altro è la torre, mentre i suoi sono due pezzi leggeri, quindi Mm. sì, 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 c'è anche qua questo calcolo da fare. Però vabbè, nel senso hai perso solo un pedone, non è che. Bravo, mi piace che la regina è entrata in gioco, sicuramente sta molto più in gioco qui che qui. Ottima manovra, ottimo, bravo, bravo, e adesso pedoni doppiati. Era una soddisfazione almeno farli doppiare i pedoni. Sì, eh sì, è sempre. Eh, Ma questa ritiratona. Ah, sì, perché c'è sotto la torre, ecco perché sei ritirato qui. Ok, ok, ok. A meno che. Sì, 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 no, no. Giusto, giusto così. Giusto. Ok. Ottimo, questa che hai fatto. Ok, imprigionato. Sì. matto, Sì. non l'ho visto. No, no, allora, lui ha giocato bene, si deve dire. Allora, questa è la prima imprecisione del pedone regalato. Qui mi piace, in realtà, qui secondo me era giocabile ancora. Qui mi piace. Questa anche mi è piaciuta, anche se forse ti dico che l'avrei messo più qui il cavallo. Perché sai cosa? È che su questa, con l'idea di mangiargli l'alfiere, lui ha questa e non glielo mangi più. E il tuo cavallo ti rimane a bordo scacchiera dove
è un problema quel cavallo lì a bordo scacchiera, mentre questa è sicura che come minimo rompi le basi, cioè qui ti deve dare l'alfiere Campochiaro, credo, perché comunque questo è un attacco doppio a tutti gli effetti. Quindi se sposta la regina, qui gli cade questo, e qui ti doveva dare l'alfiere bianco. E sull'alfiere bianco poi bisogna valutare se è meglio di torre o pedone, però forse l'avrei messo lì, però così va bene ancora. Qui purtroppo, cos'è che hai pagato? Il ritardo di sviluppo, perché ti ricordi che hai fatto un sacco di tempi con la donna è andata in C7, poi è andata in A5, poi è andata in D8, poi è andata in G5. Queste perdite di tempi ha fatto sì che lui c'ha già le torri in comunicazione, tu no, perché se tu avevi già le torri in comunicazione, esempio, il tuo alfiere era qui problemi non ne avevi. Il problema è che adesso c'hai sotto la donna e c'è sotto la torre, e se facevi una mossa intermedia comunque non facevi altro che attivargli l'altra sua torre, minacciando matto, comunque saresti tornato in difesa. Quindi qui purtroppo credo che tu hai giocato bene, ma non avevi le possibilità per fare di meglio, perché eri in ritardo di sviluppo. Già qui lui minaccia matti e robe varie. Questa neanche funziona per tappare, perché c'ha questa. Sì, Forse c'è questa. quella, sì. Sì, Forse questa, sì. era meglio. Magra consolazione, sì, forse c'era questa. Però, no, devo dire, sì, a parte qualche piccola imprecisione, ma questa è stata una partita buona. È stato bravo e lui è stato molto bravo. Ste, vogliamo andare a giocare? Perché so oggi purtroppo che non sarà una partita lunghissima come quelle che vi piacciono a voi di un'ora e 45. Mamma mia, eterna. Eh, sarà una partita flash perché dopo siamo impegnati entrambi. E quindi niente, Ste, ti lascio condividere lo schermo. Ah, ti dico anche un'altra Dimmi, cosa, dimmi. mi sono messo a fare delle partite perché un tuo follower mi ha suggerito di fare partite 10 più 5, che io non sapevo proprio che si potevano fare su chess, invece sì, si può fare. Ehm, Non sono male perché sono una Una via via di di mezzo. mezzo, Sì, 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 sì. Però se non mi sbaglio non c'è il pulsantino 10 più 5, lo devi creare tu. lo devi creare. È la fregatura di quando devi crearlo tu e che cioè lui il sistema ti accoppia con quelli che hanno creato la stessa modalità di tempo e spesso e volentieri le persone cliccano sui pulsantini predefiniti, quindi Mhm. magari fai fatica a trovare un avversario perché non tutti usano quella modalità che devi impostare tu, diciamo. Ma sai che 10 più 5 finora non ho dovuto Sempre aspettare troppo. più di 10 secondi, E proprio. allora va bene. Sì, sì. Va bene. Allora, tra l'altro dimmi se noti qualcosa. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Battoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.battoscacco.com. Vedi lo schermo? Adesso sì. Hai cambiato i colori? 100 punti in più solo per Ha questo. funzionato? Boh. Oh, siamo a 9,65, eh. Sì, ero arrivato a Ok. 9,80, eh. Poco così. Porca vacca. Eh, Va bene. Cos'è? 10, 15, 15, 10, 15 no? più 10, Sì, sì, secondo me, se dobbiamo chiacchierare va benissimo. sì, sì, sì. Ok, vediamo se riusciamo a fare la trappolina nostra, dai. Se Che ti è capitata di posso farla? finire? Ah, Sì, mi è capitata, ci sono proprio degli svarioni incredibili, cioè Bello, ti farò vedere. Anche sulle giornaliere, ce n'è una giornaliera molto bella che non è ancora finita, in cui ok. è stato bravo. Oh, ma insomma, Ma questi non giocano, cioè, si stanno annullando tutti? Italiano, che si ritroverà sul nostro canale. sì. Alla fine non ti ho più fatto vedere il setup da utilizzare. Vabbè, te lo mostro Vabbè. adesso. Di 5. Di 5, e beh, Di ok, 5. perfetto. Poi facciamo anche noi come lui, uguale, pedone di uno davanti al re. Quindi questo è tipo stile colle, no? Fin qui, eh? Mhm. Quindi facile da ricordare. Poi ci mettiamo il cavalluccio del re in F6 o l'alfiere in E7, insomma, dove vuoi. Tanto il setup è questo. Quindi il cavallo va lì e poi l'alfiere andrà davanti al re. E poi Ok. arrocchi. Chiaro, bisogna sempre vedere cosa fa lui, ma non sta facendo nulla di che perché sta muovendo pedoni, quindi non ci spaventa. Arrocco.
Ok, che bene o male, voglio dire, per gli amici che si offendono se mi suggerisci, di solito è quello che faccio, più o meno. Sì, no, infatti l'avresti fatto. Quindi questo è il setup. Te lo ricordi? Secondo me è facile da ricordare. Il cavallo Mhm. va sempre lì, l'alfiere davanti al re e i pedoncini in catena così. Non è finita perché tu sai che nelle partite di donna Mm. Va spinto il va spinto pedone. quello. Quindi o lo spingi subito oppure metti il cavallo che è in D7 davanti alla regina e poi lo spingi. Mm. A me personalmente piace prima sviluppare avere un pezzo in più sviluppato e poi spingere, però Più o meno ci siamo. sì, 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 sì. Ok. Si poteva fare anche C5, poi il cavallo si poteva mettere in C6 addirittura, però giusto per darti un'idea se vuoi fare una foto a questa posizione, questo è il setup che devi avere quando ti giocano la partita di donna. È Fatta. proprio questo, grande. Sembra veramente un colle con che differenza che l'alfiere verrebbe Sì, qui. bravo, bravo. Eh sì, praticamente sì. E il pedone anziché andare di 1 va di 2. Ok, i due, giusto. Tac. Bene, adesso la donna è libera di andare in quella sua famosa diagonale, se vorrà, e il problema, come dicevi tu, è quell'altro alfiere che non ha. Quindi, vabbè, ti lascio giocare. Ok, non c'è questa di regina in questo momento perché il re è coperto. Posso prendere di cavallo, di alfiere. ehm, Sto pensando se lui viene qui col cavallo. Sai che per ora è tutto bloccato lui, cioè mi sembra molto uguale. Prendo con l'alfiere. Ok. Ok, vedo anche questa diagonale, Sì, sì. che è bella, sarebbe bello metterci l'alfiere chiaro qui. Sì, Lui non ci ha approvo, messo il approvo. suo. Sì, sì, lui si è aperto due diagonali all'alfiere, quindi c'è quella mega diagonale. Bravissimo che l'hai vista. Mm, c'è. Occhio che cosa muove lui, Mm. sempre dare uno sguardo. Questo, però l'alfiere penso che mi servirà perché, a parte che adesso qui, per come si è messo quei pedoni, difficile. Sai che forse lo metto qui, in caso. Però tu avevi detto qui, c'era un motivo per cui andava No, qui per o... velocizzare lo sviluppo Ok, subito per e lo evitare sviluppo. inchiodature. Quindi è finito il setup, Finito. quello Sì, sì, sì. che... Sì, di 6, approvo dove l'hai messo. Approvo dove l'hai messo. Dove... Allora, fammi capire, lui è venuto qui con Sì, l'alfiere. credo per sviluppare la FIA, però fai bene a farti sempre le domande, eh. Ok, credo che noi abbiamo uno sviluppo migliore del suo. Ok, sì, ha fatto quella manovrina a zig zag. Mm. Adesso punta a questo, che però è protetto dall'altro cavallo. Iperprotetto. Mi piacerebbe disturbare questo alfiere per poi alzare qui e prendere il cavallo. A parte che è doppiamente protetto, c'era anche la regina per ora, quindi non è il momento. Lo lasciamo lì. Ok, non c'è ancora un'idea precisa, sinceramente, di quello che posso fare, però questa forse... Mi piace che stai pensando a completare lo sviluppo prima di attaccare. È giusto, la torre andava lì. Colonna, come si chiama questa colonna C? Che nome ha? Colonna C. Colonna aperta. In questo caso è semi-aperta perché a un certo Ah, punto c'è un pedone suo che è quello in ok. C2. Se non c'era era aperta totale, così è semi-aperta. Mhm. Chiusa invece se c'era un tuo pedone davanti, così è semi-aperta, però torri su colonne aperte o semi-aperte, quindi ottimo. Guarda che brutto il suo cavallo in B3, non può, è in una bruttissima posizione, non può Questo avanzare. che non può venire Perché qui, c'è il tuo pedoncino. può venire solo Si può qui. andare in D4. Sì, sì, può andare in D4.
Ecco, una cosa che mi sta aiutando molto è osservare i cavalli dell'avversario e metterli i pedoni per non farlo avanzare con Esatto, i sì, 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 cavalli. si fa sta cosa, eh. Si fa perché se tu togli il controgioco all'avversario si dice giocare di profilassi, no? Eh, si fa, si fa. Tipo qui, secondo me, lui vorrà venire qui col cavallo di brutto. Ehm, E, prima o poi, Ok, vabbè. ha fatto questa manovra. Vediamo se c'è qualcosa. Ecco, esatto, vedi? Qui no, e lo togliamo. Qui neanche. Qui. Lui vuole venire qui e ha un attacco doppio, fra l'altro. Ha alfiere, che non è protetto, Mhm. e pedone. Quindi se va lì, ha avanti di un pedone. Matematico o c'è una soluzione? Non farlo andare lì. Per No, esempio, può essere una soluzione. Oppure se va lì, se proprio va lì, che non l'hai vista, c'è una soluzione. Chiedo, magari non c'è. se dici così vuol dire che c'è la soluzione. Sì, che non è detto che sia la mossa migliore, volevo solo cercare di aprirti. Gioca quello che vuoi, eh. Cioè, se va lì, C'è il doppio, siamo c'è un d'accordo. doppio. Volevo chiedersi se c'è il modo di salvare tutti e due. Difficile, difficile. Ehm, non lo vedo, sinceramente non lo vedo. Cioè, Ok, gioca quella eh, che pensi. che proprio eviterei di farcelo andare lì, io, sinceramente. Allora, mi viene in mente questa, proprio per evitare di mandarlo lì, solo che poi l'alfiere resta bloccato qui. Però, in realtà poi posso ancora spingere questa e lui poi può andare a infilarsi dove? Qui? No. Quindi secondo me è buona. Sì, è buono, quei due pedoncini sulla stessa linea sono forti. Non sono in catena, ma sono forti anche così. In catena li posso mettere. Bravo, bravo, anche dopo. Ehm, ok. Sai che non ho visto quello che dicevi tu. Era alfiere B8, cioè se tu ritiravi l'alfiere in B8, Bologna 8, BB8, questo. Ah, difendeva il beh. pedoncino in A7. Mamma mia. Però credo che sia meglio forse questa, dopo magari lo chiediamo al motore, ma credo che questa che hai giocato sia meglio. Lui vuole andare lì. Lui vuole andare lì. Quindi lui adesso vorrebbe che io alzassi questo, boh, qualcosa Esatto, così. ma noi mica siamo fessi. Lui, lui vuole proprio andare lì. È un po' un problema. E se lui dovesse avanzare, allora, facciamo un attimo un Mhm. calcolino, se lui adesso dovesse avanzare, io alzo questo e siamo a posto. Eh sì, sei a posto in realtà, sei a Ok, postissimo. molto bene. Vedi, per esempio, sto pensando di mettere qui il cavallo, che se me lo mangia vado con l'alfiere e gli blocco, diciamo, questo cavallo. Non lo so, sinceramente, non lo so. Forse alzerei questo pedone, per paura che venga col cavallo qui. Mm. Ok, fermati un attimo perché stai entrando in profondità nel calcolo. Mancano delle cose basic prima di fare quella roba lì. Che roba tu dici di alzare questo o il fatto del Mancano dei cavallo? principi fondamentali Ah. ancora.
Cioè, prima di pensare a strategie, attaccare, metto il cavallo lì, Ok, siamo ancora in cioè, apertura. devo ancora centralizzare le torri? No? Metterle in O comunicazione. mettere in comunicazione? Quindi, prima completi lo sviluppo e poi pensi all'attacco e tutto il resto. Finché non fai questo, vietato pensare a altre cose. Sembra la prima lezione, siamo Eh no, alla... ma è Ah, sì. così, eh? Perché uno entra nella partita, inizia a pensare se il cavallo va lì, eccetera, però... Mm, ok, quindi per mettere in comunicazione torre e regina, Esatto, quindi la domanda è dove la dove? mettiamo? Dove regina? Sai che io vorrei raddoppiare eventualmente dopo qui le torri, quindi non la metterei lì la regina, penso che la metto Ok, qui. bel pensiero, mi è piaciuto. Mi è piaciuto. Ok, grazie a Regina E7, finalmente l'alfiere in D6 non è un alfiere sospeso perché ora è difeso dalla Mhm. regina. Ok, ci ha Ok, fatto l'ha quella che fatta. dicevamo. Sì, lui non può proprio venire qui, è protetto 2 volte, quindi mi sento anche abbastanza sereno perché è un po' Sì, schiacciato anche lui. oh, bellissimo, bellissima quella casella. Che Ok, adesso sì che lo sviluppo l'hai completato, quindi se vuoi adesso iniziare a pensare robe, poi hai tutto il diritto di farlo e già questa cosa qui che avevi in mente già l'approvo, per esempio, no? Si vede già una grande differenza. Io credo che lui stia pianificando un sacrificio sul B5. Ho questo sentore perché ci sta pensando, secondo me. Perché è tappatissimo lui, cioè è veramente tappatissimo. Quindi penso che voglia sacrificare qualche pezzo su B5, credo, eh. vado qui col cavallo, cosa gli minaccio? Minaccio l'alfiere qui, che però si deve ritirare, e andare qui, oppure, oppure no, neanche qui perché lo perde. Quindi se ne deve proprio andare indietro qui. E io poi avrei un cavallo lì. Sarebbe male. Sto prendendo qualcosa? No, troppe frecce. Quindi cavallo qui, lui se non vuole perdere cioè se non vuole doppiarsi i pedoni o lo protegge con... No, non lo può proteggere con la... Sì, lo può proteggere venendo avanti con la regina. Però se dovesse spostarlo, questo è l'unico posto. E io sarei felice. Ottimo. Ottimo che stai ragionando sul suo di tempo, così ci portiamo un pochettino avanti. Anche lui dovrebbe mettere in comunicazione i torri. Che mossa ti aspetti se lui dovrebbe mettere in comunicazione i torri? Mm. Vabbè, regina dovrebbe venire Esatto, qui. esatto. Ok, forse mette... Sì, forse la vuole mettere lì probabilmente. Sta puntando a questo. Sta puntando a questo e col cavallo adesso che verrà qui. Ok. Adesso sono in due che vorranno... E quindi io forse adesso, fra l'altro, quella che avevo di mettere qui il cavallo non c'è più adesso perché mi farebbe doppiare i pedoni. Ok. Ehm, io lo prevengo questo cavallo qui. Non so, forse è uno spreco di Sì, forse tempo. un eccesso di prudenza, ma va bene. Non lo vuoi proprio far giocare. Secondo me sclererà. Adesso impazzisce, fa qualche sacrificio perché poverino gli stai tappando tutte le idee. Ragazzi, poi sono aperte le scommesse. Non mandate avanti il video. Sono aperte le scommesse. 20 dollari su un sacrificio di pezzo. È quotato a 1 e 2. Si sacrifica per forza, non ce la fa più. Oppure inizia a lanciarti i pedoni del re addosso, perché non ce la sta facendo Anche. più. Sì, sì, tipo H4. Ma H4 me la sento, me la sento. È anche in linea con la posizione, quindi potrebbe veramente arrivare. Mm-mm. È a corto di spazio da morire. Ok,
Allora, tornando a noi, questa Sì. del cavallo non più. Potrei sempre raddoppiare le torri, che va bene. E poi quella che avevo detto prima era... però è un po' una cosa della speranza. Adesso, le strategie della speranza. Mettere il cavallo qui, sperare che me lo mangi per Esatto, poi mettere esatto, la esatto, sede esatto, qui. esatto. Queste sono le cose che faccio io. Che spero che Ma siamo passati l'Alessandro... tutti da qui. Però, cioè, già accorgersene. No, raddoppio le torri, così prendo ancora tempo. No, no, ma è giusto, cioè tu prima di sferrare l'attacco devi essere organizzato totalmente, poi attacchi. Infatti, cioè, sono d'accordo, le torri secondo me vanno raddoppiate lì e poi dopo puoi fare tutto quello che vuoi, ma intanto c'hai i pezzi organizzati al meglio possibile. Quindi Mhm. sono d'accordo. Poi è una posizione abbastanza tranquilla, quindi non credo ci sia fretta di fare per forza qualcosa, no? Quindi eh, avete quasi ancora tutti i pezzi sulla scacchiera, mossa 16, cioè da un po' che sta ragionando, eh? Questo se uno che segue il tuo canale ci manda a quel paese. Adesso smette di seguirlo. Defollow. Ok, quindi prossima per me, se non ci sono imprevisti, torre in C7. Wow. Eh, Perché questa mossa? Strana, ma ci avrà dietro sempre una ragione. ok. Allora, quello che voleva fare lui col cavallo non lo può più fare, quindi intanto l'ha spostato. E poi probabilmente ha aperto la regina. La regina che può fare cosa? Può venire qui? No. Può venire qui? Neanche. O probabilmente cercare di scacciarmi questo cavallo. Probabilmente vuole venire qui con la regina comunque. Ok, non ti vengono in mente altre idee? Ah, quando si toglie un cavallo, il 90% è o per riposizionare quel cavallo da un'altra parte, e ci può stare, Mm. oppure per spingere il pedone che c'era dietro al cavallo. Ah, Quindi credo che voglia spingere il pedone F di 2, credo, credo. Però, nel senso, non è che glielo possiamo impedire mhm. o cose varie. O forse sì. Vabbè, comunque, tocca a noi. Quindi lui probabilmente questo, poi come hai detto tu, avanzare coi pedoni. Vabbè. Sì, 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 sì. Penso che sia questa la strategia. Poi magari è difficile sempre leggere nella mente dell'avversario. Però quando tolgono un cavallo... Ok. Questa mossa, perché l'ha fatta? Prova a leggere nel pensiero. Beh, mi sembra che voglia venire Può qui essere quella. o sacrificare l'alfiere Può e poi essere, può essere. Anche mangiarmi il questa è teoria cavallo. della speranza. Però può essere. Io invece l'ho letta come ha fatto spazio a quel cavallo brutto che ha messo lì prima. Ah, Magari è giusta la tua, eh? Vai a capire cosa c'è in mente. sì. Allora, se io adesso vengo qui con questo cavallo, in questo momento, lui dove va con questo alfiere? Può andare qui e glielo potrei mangiare, però non so neanche se valga la pena mangiarglielo. Ehm, e poi può andare qui. No, non può andare qui perché lo perde. Oppure lo può difendere con sempre la regina qui. Io questo cavallo qui Ci sta bene, ci sta bene, sta ci sta molto bene. bene. Ci sta A bene. parte che adesso lui spinge qui. Però spingendo si Però se indebolisce. spinge e Sì, poi sì, si sì. spinge, gli Sì, sì, faccio qui doppiare i guadagni pedoni. un pedone secco. Quindi devi prima pensare a quell'alfiere, che probabilmente lo ritira. Probabilmente lo ritira o gioca... No, lo deve ritirare, non è che ci sono troppe scelte. Cioè, forse c'ha... No, niente, lo deve ritirare. Lo deve ritirare. Mitica, se lo ritira davanti alla regina è tutto ingolfato lì con poco spazio, ha poco spazio. Ah sì, non può difenderlo con la regina perché... Esatto, esatto, perché si doppiano comunque. sì. Ok.
Era come dicevi tu. Tu sei, leggi nel pensiero. Molto bene, però a questo punto lui prende col pedone, torre, e poi Ok, cosa posso iniziamo a fargli fare? doppiare i pedoni. Poi dopo calcoli se la torre muore, se li mangi lì. Non credo, però bisogna sempre calcolare tutto, no? Sì, Tanto se gli doppi, questo qui, sì, male lui non si è. doppia. Ok. Sto cercando di capire poi col cavallo se può andare altrove. Ah, No, giusto, giusto. però è buona. Quindi ti cattura, torre per, vediamo se la torre subisce qualche paura di qualcosa una volta che è lì. Lui con questo cavallo non può andare qui, non può venire qui, non può venire qui, può andare qui. Può andare qui sempre doppiandosi i pedoni volendo. Con quest'altro cavallo può... non può venire qui, non può venire qui, non può venire qui, non può fare un... se ne può andare solo indietro. Io glielo prendo. Più uno, finalmente abbiamo il nostro più uno. Adesso si attiva se vogliamo. Già? La semplificazione? Così? Si può già semplificare col più uno, se vuoi. Oppure se dici io ho i pezzi posizionati meglio dei suoi, voglio tenermeli, è un altro stile di giocare e va benissimo anche quello. Quindi vedi tu come portare avanti il gioco. Mm. Cioè, con uno di Sì, pedone... sì, sì, in una posizione così molto equilibrata, dove non è che ti può arrivare un matto da un momento all'altro, sì, sì, puoi già pensare. Chissà. Non so perché l'abbia messo qui, sinceramente. L'alfiere. Resta il fatto che con questi cavalli per il momento non può fare grandi cose. Io continuerei l'idea di raddoppiare le torri. Prima di tirare indietro questa, raddoppierei. E poi cosa? Approvo, approvo, tutti i pezzi in gioco. Adesso hai veramente tutti i pezzi in gioco, bravissimo. Nel momento in cui toglio questo cavallo, fra l'altro, Cade il pedone cade C2, l'altro esatto, pedone. esatto, esatto, Che a esatto. questo, forse a questo punto potrei anche spingere. Ok, ha visto la pressione sul pedone. Sì. Ok, adesso è difeso 3 volte quel pedone, quindi... Sai che io c'ho ancora questo pedone qui al lato che ingolosisce, ma allo stesso tempo mi fa paura. Mm. Allora, un'idea sarebbe questa, tolgo un attimo il collegamento delle due torri e poi provo a prenderlo. Ehm, Questo alfiere però impedisce al cavallo di venire qui. No, c'è anche Che l'altro mio cavallo. cavallo che protegge. Provo un attimo. Ok, mi ha fatto paura questo toglimento di comunicazione, strapaura. E gli è tolto anche la via di fuga alla torre, che sarebbe andata al posto dell'alfiere. Mm, 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 mm. Però è anche vero che sì, se ti gioca, non so, regina di due per attaccarti la torre, che faresti? Io prendo sempre con Bravo, esatto, l'alfiere esatto, qui. esatto. Esatto. Io anziché giocare alfiere qui, vabbè, te lo dico dopo che hai poco tempo. C'è Credo che avrei 4 messo la minuti. torre in A3. L'avrei portata sulla colonna A attaccando da dietro il pedone con la torre.
Mm, Credo, eh. ok, però a questo punto ritorna a essere sprotetto questo. Quindi facciamo il calcolo che volevo fare prima. Se io avanzo adesso con questo, lui questo cavallo, dove lo deve mettere? Poi ovviamente devo togliere l'alfiere per rimettere in comunicazione tutto. Bravo, hai capito. Eh, quindi forse questo qui. No, questo qui. Lui si sposta, dove va? Lì può andare qui. Sì, e inizia a rompere un E po' le rompe. scatole. Sì, Rompe perché mi tocca spostare la sì. regina. Non buono, non buono. E se io mettessi regina qui e... Carino, è un piano strano ma carino. eh, Mi piace, pressione. Forse è obbligatoriamente preso quel pedone lì. Perché come lo difende? Come mette un altro difensore di sopra? È andato, eh? È andato, bello come piano. Non mi era venuto in mente. Semplice ma efficace. Semplice ma efficace. mi Più rimetto in 2. Più comunicazione. 2. In più ti crei il pedone passato a 6, cioè il pedone che puoi spingere Mm. all'infinito senza paura che ti venga mangiato da suoi pedoni. Bella, bella. Ora devi solo essere bravo a gestire il tempo perché hai 4 minuti in meno e quindi poi lui potrebbe giocare sul tempo. Però se giochi solido come stai giocando è una fortezza. Com'è possibile che ci ho messo più tempo io a fare le mosse? Che mi sembra che ci stia pensando un'eternità. Mm. Ok, Se quindi la vedi una prossima. curiosità, non so se ci hai mai fatto caso, a destra dove ci sono le mosse, vedi che ci sono delle barrette colorate di bianco, quello è Sì, il sì, sì. tempo, Il tempo, il ah, ok. tempo di quanto uno ha pensato. È molto utile come cosa, perché se uno si rende conto che pensa tanto in apertura, allora uno può studiare meglio le aperture e velocizzarsi per risparmiare tempo. Quindi è utile come cosa. Ok. Sto pensando, magari l'unica cosa, la cosa più imprevedibile sono i cavalli a questo Sì. punto. E un attimino, se va qui, cosa potrei fare? Prendere il pedone o farli doppiare qui? Prendere il pedone. Io prenderei il pedone, sì. Se dovessi andare con questo... Se gioca a Aspetta. cavallo Bologna 1, no, scusa, non può andare in Bologna 1, niente, come non detto, come non detto. No, i cavalli sono abbastanza Sì, domati. domati, sì. Ma sai che quella cosa dell'alfiere che doma il cavallo, appena me l'hai spiegata, la partita dopo mi è stata utile. Grande, in un Finale, cioè, finale o finale c'era cavallo dell'avversario e io con l'alfiere, bam, alfiere lì che li bellissima. incastra, bello, molto bello, Bello, bello. Sì, sono quelle senza mosse. pensarci. Bello. Ok, sta regalando un po' di tempo, Sì, meno male, così meno male. pareggiamo. Ottimo, no? Con due pedoni di vantaggio inizia a essere importante il vantaggio. Guarda come sono solidi i tuoi pedoni! Mamma mia! Tra l'altro, poi, L'unico che piange è l'alfiere Campochiaro, che sta piangendo, però. guarda adesso che bella cosa che ho. Se prendo qui, fra l'altro, poi c'è la scoperta sulla regina e le torri sono in comunicazione, no? Sì? Mi sto perdendo qualcosa? No. Ok. Se non la toglie, adesso c'è solo l'imbarazzo della scelta su dove mandare la torre. Sì. Che si potrebbe mandare qui, tanto per chiedere un cambio, però mi sembra un po'
Potrei addirittura prendermi questo pedone. Lui con la regina si deve spostare, non può prendermi la torre. Cioè, in realtà gli darei 2 torri per la regina. Mm, mm, no. No, rischioso. Oppure probabilmente la vede e basta. Finisce lì. Certo che qui adesso è pericoloso per me anche. Sì, 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 ma infatti ti direi, cioè, dato che comunque c'è poco tempo così, io rischierei il meno possibile perché Cioè. Sto riflettendo dove mandare quella torre adesso, perché adesso ci sta la scoperta anche. Potrei metterla qui. Lui dove va con questa regina? Potrebbe addirittura mangiarmi qui, perché se io poi la rimangio, mi ritrovo io con la regina qui e una torre. Lui mi mangia la torre, io la rimangio e mi ritrovo con una torre e una regina contro una torre. Sarebbe buono. Mamma mia, non so se ho fatto bene il calcolo. Ehm, dicevamo, torre qui. Lui mi mangia l'alfiere. Io glielo mangio con la con la regina regina. Quindi io mi ritrovo regina qui e torre qui. Lui mi mangia la torre, io gliela rimangio e siamo a e posto. tu c'hai la regina, lui no. Ho la regina. Ok. Se invece io metto la torre qui, lui mangia con la torre, beh, lì li mangia la regina Ok, e siamo a posto. vai, stai muovi che abbiamo il tempo. Bella questa è stata molto bella, molto molto bella. Oppure semplicemente sposta la regina indietro e E c'è un cambio di cambi le torri, torri. va benissimo, in questa situazione va benissimo. Cambio le torri, lui poi ti rimangia quell'altra torre, quindi immaginati, esatto, Ok, perfetto. cambia pure, lui Cambio. ti rimangia adesso Adesso abbiamo detto di giocare sicuro, quindi ritirerei l'alfiere se lo ritiro. È comunque protetto dalla regina, però io lo ritiro. Guarda, lo metto forse qui, che punta sul cavallo. Ok, va bene, va bene. Anche C3 mi piaceva, alfiere C3, che avevi, diciamo, l'attacchino doppio su cavallo e torre. Però, Alfiere sì, è qui. sì, Ah, però va benissimo, ste, cioè, ah, adesso l'importante è certo. portarsela a casa, tranquillissimo, tranquillissimo. Ok. Allora, tipo adesso qui ci sarebbe anche regina qui e attacco su questo. Bella, solida, va bene. Ci pigliamo il terzo pedone. Eh. Va bene, così si gioca a scacchi. Cioè non è che per forza uno deve fare il sacrificio mortale. Prende la debolezza, che è il pedone C2, che è debole da una vita, e lo stiamo attaccando da una vita. È giusto così. Adesso come lo può difendere con Sì, l'altra torre? alzando la torre, o dietro la torre, esatto. Ok, alzando la torre. Come si può spostare quella torre? Occhio al tempo, eh. Questo e questo. Così e così, però appena lo metto qui, secondo me mangia col cavallo. Sai che forse metto io il cavallo qui stavolta? Va bene, dai, va bene, va bene. Muoviamo, non voglio metterti di fretta, ma se scendi sotto al minuto poi parte l'ansia, quindi cercherei di rimanerci sopra, anche perché credo sia ancora lunga la partita, sinceramente. No, un pre-move ci sta nel caso in cui mi mangi il Sì, cavallo, sì. sì, 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 va bene, così risparmi Ma tempo e ti... non me lo mangia, secondo me. Se non te lo mangia, cosa può fare? Andare qui Ok. o qui. Ottimo.
Uh, ancora qua. Qui Bravissimo, bravissimo. perde la regina. Cioè, rimango con una torre. Buona. Sì, se fa il cambio sì, o se no, sì, deve Vabbè, fare il cambio, o se no deve... cambi tu. Va bene, bravo, bravo. Eh sì, si è liberato attacco di scoperta lui, meno male che l'hai visto. Se ti fai anche pre-move, secondo me va a finire così. Eccolo qui, scacco, Buona. buonissima. Buona, siamo più 7, dai. Come si vince questa partita qui adesso? Scambiando, scambiando tutto lo scambiabile. Sicuro? Portando a promozione Bravo, un bravo. pedone. Bravo, Il bravo. pedone passa, la regola è il pedone passato deve essere qualsiasi cosa, spingi, 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 spingi. Promozione. Chiaro, occhio, occhio ai cavalli, robe così, però di norma lui è veramente innocuo, non ha torri per darti scacco al re, c'è quei due alfieri lì che sono fortissimi, quindi se giochi tranquillo e spingi, in teoria si vince. Ottimo, ottimo. Se vuoi puoi prenderti anche due regine, se proprio vuoi fare lo sborone. Lo sborone. Una regina gliela sacrifichi sull'alfiere, così semplifichi. Scherzo, giocala come preferisci. È bellissimo farlo. Credo che debba abbandonare, no? Questa partita qui è stata bellissima. Grande partita. Qui dimostra veramente. Io davvero te lo dico, hai fatto il salto di livello, eh. Adesso i 1000 punti li meritiamo tutti, perché comunque non hai lasciato debolezze, hai sviluppato bene i pezzi, hai trovato subito l'idea di raddoppiare le torri sulla colonna C. Ottimo. Ti chiedo un attimo il controllo, così facciamo un velocissimo, velocissimo e poi salutiamo i nostri Yes. amici. Non c'è fretta, per me. Ok, ok, ok. Allora, ok, quindi questo diciamo è il nostro setup che impariamo a memoria, questo qui. Questo proprio. Ora non dico che qualsiasi cosa lui faccia questo, però sì, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa lui faccia In questo. caso, in caso sempre Di pedone di donna, sì, di pedone di 4, donna, di ecco. 5, anche se fai il gambetto di donna. Adesso noi facciamo sempre, sempre questo. Cavallo qui abbiamo detto, puoi spingere C5 oppure prima spingi C5, poi vabbè, così. Ottimo. Qui sei andato con l'alfiere, forse sarei andato di cavallo per il semplice fatto che questo cavallo dà una mano sul controllo delle caselle centrali, forse solo per questo. E se ovviamente mi scaccia il cavallo si indebolisce perché ogni spinta indebolisce la posizione. Quindi forse non sono sicuro che questa sia la diagonale migliore per questo alfiere, solo per questo non l'avrei messo lì. Credo che questa sia la casella buona del nostro amico compare cavallo. Cavallo sì, prima scelta, cavallo per C5. Solo per questo, ma va benissimo, cioè ma è un gioco pulito questo. B6 giusto per dare spazio a questo alfiere. Ti minaccia l'alfiere, lo togli nella casella secondo me migliore per questo alfiere. Alfiere in fianchetto, ottimo. Torre su colonna semiaperta. A6 perché avevi paura di questa, ma come ti dicevo c'era la risorsa alfiere B8. Però, guarda, attiviamo il motore, ma A6 secondo me mi piace tantissimo. Ok, alfiere, sì, alfiere B8, torre 8, però se vuoi la 6 non è valutata male, eh. No, no, va bene anche 6. A4, qui mettere in comunicazione le torri prima di fare un qualsiasi attacco, ottimo. Qui, ok, va bene. Ovviamente il cavallo qui, una volta arrivato, sì, è vero, mette un po' di pressione qui insieme all'alfiere. Però io ti dico sempre, se tu noti che questa al momento non fa nulla perché è protetto due volte quel punto, aspetta prima che Rui arrivi qui, perché nel momento in cui fai H6 c'è il guadagno di tempo sul pezzo, mentre se glielo fai preventivamente non gli fai neanche venire voglia di venire qui, capito? È vero che un buchino al re me lo farei sempre, no? In vista anche di un futuro, eccetera. Però questo H6 è molto più forte quando lui è già venuto qui. Perché in realtà che cosa sta minacciando qui? Nulla. Qui niente e qui niente perché il punto è difeso. Quindi, casomai arriva qui per farti paura, gli fai H6 tu dopo. Però, ripeto, va benissimo.
raddoppio di torri, cavallo in attacco, bellissimo. Ecco qui che si è creata la debolezza e adesso abbiamo attaccato le debolezze, è semplice. Presa, pressione sul pedone C2, raddoppio, lui difende, pedone debole attaccato, pedone debole attaccato 2 volte, cioè è proprio stata matematica questa partita. Qui bellissimo colpo e qui ti faccio notare una cosa, non so se avevi preso forse in considerazione anche questa, perché in partita abbiamo giocato questa, però ho visto che per un attimo avevi preso in considerazione questa, no? Tanto dici c'è la scoperta sulla donna, no? Sì. Occhio a questa fregatura perché lui ha questa. Ah, beh. E la sua donna è Certo. sorretta dalla torre e ha guadagnato un pezzo secco. Ah, sì. Quindi queste capitano perché uno pensa sempre che in realtà sì, è vero che prende l'alfiere, ma è sorretto da... Ok, quindi bene che è andata come è andata, cambio di torri, qui ti dicevo alfiere C3, ma giusto per cambiare, no? Perché volevamo cambiare, però va benissimo. Io credo che tu non abbia fatto neanche un errore in questa partita. Doppia pressione sul punto debole. Cavallo qui va benissimo, cambio di cavalli va benissimo, qui errore suo che perde un pezzo secco e poi niente. Ma sono curioso di fare il game review per vedere la tua percentuale di precisione che è molto alta secondo me, sopra l'85 credo. Per Losing Army 90. 90. Bella, e credo che non hai fatto un inaccuracy, però errore non hai Sarà fatto. H6. Vediamo. Vediamo, vediamo. Sì. Eccolo. È Bella, quello. bella. Bella, bella, bella. Non lo faccio più. Sì, se non serve... Aspetta che è più forte dopo. Quando c'è da scacciargli il pezzo è più forte perché devi perdere un tempo. Bellissima, questa è bellissima. Uh. Questa è bellissima. Bella, bella, bella. Ste, grandi soddisfazioni mi dai, veramente. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo incontro, questa partita che è veramente, anche questa è da appendere sempre al frigo, anche questa. Sì. E qui c'è veramente la paura che Stefano ci faccia la sorpresina per la prossima puntata, eh? Qui... Ah, Ad ogni allora, se tu modo, le giochi a 15 più 10 ragioni come ragioni qui, sali. è difficile. Non so, quando sono con te c'è un po' l'aiutino tuo, un po' la concentrazione Allora, più io alta. l'unico aiuto che ti ho dato è di completare lo sviluppo prima di pensare a attaccare. Quella è l'unica cosa. Beh, il Eh, setup te l'ho mostrato, ma sarà sempre questo. Quello è stato l'unico aiutino che ti ho dato io. E per il resto, sì, provavamo a pensare insieme perché ha tolto il cavallo e pensavo perché era per spingere il peso, però poi alla fine non ha fatto quelle mosse lì. Quindi va va bene. bene, va bene. Io, ad ogni modo, cioè, i 1000 li faremo in Live. diretta. Non mi permetterei mai di... Ottimo, ottimo. Ste, grazie mille e un salutone a tutti gli amici. Ci vediamo nella prossima puntata. Ciao. Ciao.